e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Colpito da una trave in ferro, muore sul colpo operaio impegnato nei lavori sulla statale 284 tra Adrano e Bronte nel Catanese. Stava per andare in pensione. Ottantenne muore schiacciata dal solaio durante il rogo nella sua villetta nel Palermitano. Intossicate altre 2 donne. L'omaggio al Papa degli ultimi, la salma esposta a San Pietro in una bara scoperta, i funerali solenni sabato mattina. A Catania una veglia di preghiera alla comunità di Sant'Egidio. Il vescovo di Catania, Renna, ci raccomandava l'amicizia con i poveri. Tentarono di abusare di un giovane nel carcere di Giarre, rinviati a giudizio 2 detenuti, uno è l'egiziano già condannato per lo stupro di gruppo alla Villa Bellini. Non vuole essere dimessa e scaglia una bottiglia di vetro contro un infermiere dell'ospedale Garibaldi di Catania. Calcio, 5 partite in 16 giorni, Palermo atteso da un tour de force nel finale di campionato. Si comincia domenica in trasferta sul campo del Catanzaro. In Serie C, ultimi 90 minuti decisivi per gli obiettivi stagionali di Catania, Trapani e Messina. Un operaio di 65 anni, Antonio Rapisarda, è morto sul colpo travolto da un fascio di travi di ferro. Lavorava in un cantiere sulla strada Adrano-Bronte nel Catanese. Stava per andare in pensione. Sentiamo Luca Ciliberti. Un operaio edile di 65 anni, Antonio Rapisarda, padre di 2 figli, è morto in un cantiere nella strada Adrano-Bronte in contrada Passo Zingaro nel Catanese, dove l'impresa Donati SPA sta eseguendo i lavori di ammodernamento della strada. L'uomo, che era anche rappresentante sindacale della Filea CGIL, secondo una prima ricostruzione è stato colpito alla testa da un profilato in ferro precipitato da un camion durante le fasi di scarico, per motivi ancora in corso di accertamento. Avviate tutte le procedure interne al cantiere previste al fine di chiarire le motivazioni dell'incidente. Sul posto è arrivato il personale del 118. Per le indagini del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò. Quello di oggi è il 6º morto sul lavoro a Catania dall'inizio dell'anno. Nel 2024 i decessi sono stati, secondo le fonti INAIL, 81 in tutta la Sicilia. Antonio, conferma la CGIL di Catania, era un uomo generoso, un lavoratore esperto, un punto di riferimento per tutti noi. Non era solo un delegato sindacale, ma un amico e un compagno vero. La sua morte ci lascia attoniti e ci spinge ancora una volta a ribadire con forza che non si può morire di lavoro. Siamo sconvolti, proprio sconvolti. Avevamo fatto 2 mesi fa le cocette perché voleva andare in pensione e stavamo aspettando l'esodo dell'INPS. Invece è arrivata la pensione definitiva per questo lavoratore. Ci uniamo al dolore e alla rabbia dei familiari e chiediamo verità e giustizia, aggiunge la UIL. Per la CISL si tratta di un'altra perdita gravissima che lascia sgomenti e richiama ancora una volta l'attenzione su una piaga che continua a colpire senza sosta il mondo dell'edilizia. Quanto accaduto oggi è l'ennesimo campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Frasi che spesso risuonano come frasi di circostanza, mentre i lavoratori continuano ad essere vittime di una strage silenziosa. A Palermo una donna di 80 anni è morta nell'incendio della sua villetta, intossicate altre 2 donne. Marco Gullà. L'incendio, le fiamme che divorano parte della casa, il solaio che crolla. A Palermo ieri nel tardo pomeriggio una donna di 80 anni, Vita Turrita, è morta nell'incendio della sua abitazione che si trova accanto all'autostrada Palermo-Mazzara, poco prima della svolta a destra per Tommaso Natale. Era in casa con la sorella di 78 anni e la badante di 50, entrambe intossicate dal fumo e portate d'urgenza al policlinico. Non sono in pericolo di vita. Nel rogo la donna è rimasta intrappolata ed è morta schiacciata dal crollo del solaio che ha ceduto per le fiamme. La villetta fa parte di un complesso di case a schiera a 2 piani. La donna probabilmente si trovava al piano più alto. In casa sarebbero stati trovati molti oggetti accumulati, materiale che ha alimentato le fiamme. Sono intervenuti anche gli agenti della scientifica che insieme ai vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. La prima telefonata al comando dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 17. Sul posto sono giunte 3 squadre di pompieri, più mezzi di supporto e ambulanze del 118. Oltre 48.000 persone hanno già reso omaggio alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. In Sicilia mobilitate tutte le parrocchie. L'arcivescovo di Catania ricorda, ci ha insegnato l'amicizia con i poveri. Orazio Longo.
Già adesso sono stimati in 100.000 in fila per l'ultimo saluto a Papa Francesco, ma i numeri sono destinati a salire di qui a sabato, quando ci sarà il funerale, con una presenza prevista di 250.000 fedeli, con leader e capi di Stato, tra cui Trump, Macron e Zelensky, e la presidente UE, Ursula von der Leyen. Il Papa degli ultimi, così come lo vogliono ricordare in molti, è giunto per l'ultima volta a San Pietro in processione da Santa Marta. La sua salma è esposta in una semplice bara scoperta, bordata di rosso e senza catafalco, davanti all'altare della confessione fino a venerdì alle 20. In Vaticano sono giunti anche i cardinali che hanno partecipato alla seconda congregazione in vista del conclave previsto per i primi di maggio. Ma la commozione per la morte di Bergoglio corre in tutto il mondo. Sicilia mobilitata dalle città ai piccoli borghi, in veglie di preghiere e messa a suffragio. A Catania l'arcivescovo Renna sottolinea l'amore per i poveri come la grande eredità lasciata dal pontefice. Papa Francesco in un suo documento, il primo, ci ha raccomandato l'amicizia con i poveri, ci ha raccomandato di imparare da loro. Per la Camera dei Deputati si è svolta una commemorazione per il pontefice, che nelle sue ultime volontà ha chiesto di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore senza particolare decoro e con l'unica iscrizione Franciscus. Papa Francesco è stato anche un grande comunicatore, così lo ha ricordato a Focus Monsignor Dario Viganò, che ha raccontato anche un episodio risalente proprio al giorno della sua elezione. Lo ha fatto ospite al Focus. Sentiamolo. Decisi di mettere sulla loggia centrale di San Pietro una telecamera che in qualche modo inquadrasse un po' da dietro il Papa e il cerimoniere che si sarebbero affacciati sulla loggia. Questo caso assolutamente fortuito, però è stata una felice coincidenza. Perché? Perché in regia abbiamo potuto costruire due punti di vista, cioè il punto di vista, diciamo, del pontefice che guardava il popolo radunato in piazza e il punto di vista della piazza che guardava invece il pontefice, e questo ha fatto proprio nascere da subito l'idea del Papa del dialogo, no? Di un botta e risposta. Ma secondo lei come si chiamerà il prossimo Papa? Dipende chi sarà. Ci può essere, diciamo, sono due scelte: una è quella di scegliere un nome di qualche altro pontefice c'è già stato, no? E per esempio potrebbe essere un Paolo VII, oppure può fare come Papa Francesco, che sceglie un nome così, tira fuori dal cilindro un nome nuovo, e questo indicherà anche un po' la strada della Chiesa. Il percorso. E in prefettura a Catania c'è un registro per le condoglianze dove si può firmare, lo hanno già fatto tante autorità e gente comune. Tonino De Mana. Il quadro che raffigura Franciscus è il registro aperto e aperto a tutti, in segno di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. In prefettura, a Catania, sono i giorni del dolore. Ognuno viene e lascia un ricordo. Ad inaugurare il registro l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, poi il sindaco di Catania Trantino e il questore Bellassai, accompagnato e scortato da decine di agenti che hanno voluto rivolgere anche loro un commosso pensiero. A fare gli onori di casa il prefetto Maria Carmela Librizzi. Rimarrà nel cuore di tutti anche come un buon padre di famiglia. Ha avuto come, diciamo, faro la dignità umana sotto tutti i suoi aspetti. Prima tappa del pontificato Lampedusa, l'ultima Re Bibbia, per chiudere quasi un cerchio migranti e detenuti. E io in questo ci vedo tutto Papa Francesco, il significato del suo pontificato. Ha iniziato con gli ultimi, ha finito con gli ultimi. In via Etnea intercettiamo il sindaco trantino, visibilmente commosso. Mi ritrovai quasi istintivamente in ginocchio ad ascoltare quello che diceva, percependo il carisma ma nello stesso tempo l'umiltà che traspariva da quelle parole. Il Papa degli ultimi, ma soprattutto della misericordia. Il Papa che ha accolto tutti, anche i carcerati, soprattutto è andato spesso nel carcere e poi si è speso fino all'ultimo giorno che si vedeva la sofferenza di questo uomo. Il registro per le condoglianze si potrà firmare fino a sabato, giorno dei funerali e dell'estremo saluto al Papa, venuto quasi dalla fine del mondo. Chiudiamo questa pagina, siamo alla cronaca. 2 detenuti avrebbero tentato di abusare di un giovane nel carcere di Giarre. Uno, rinviato a giudizio, faceva parte del gruppo di egiziani già condannati per lo stupro della Villa Bellini di Catania.
Sodomizzato con un manico di scopa in carcere da altri 2 detenuti. Una vicenda che lascia sbigottiti ma restituisce tutta la dimensione e la condizione della convivenza nei penitenziari italiani. La vicenda è accaduta ad agosto nel carcere di Giarre. Le indagini della Procura di Catania hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio di un romeno di 31 anni e di un egiziano di 20 anni, curiosamente uno dei ragazzi coinvolti nello stupro alla Villa Bellini, avvenuto il 30 gennaio del 2024 ai danni di una tredicenne e del suo fidanzatino di 17 anni. Il detenuto che avrebbe subito la tentata violenza in carcere, che è libero, è rappresentato dall'avvocato Leonora Baratta, la penalista che assiste il fidanzatino della tredicenne e che è pronta a costituirsi parte civile nell'udienza preliminare. Le violenze in carcere non vengono denunciate sovente, anzi emerge soltanto l'1% dei fatti criminosi che vengono perpetrati all'interno delle nostre case di reclusione. Singolare che mi sia stato dato mandato dalla vittima di uno di questi fatti che viene attribuito a 2 protagonisti, uno dei quali coincide con uno dei compartecipi del branco della Villa Bellini, verso cui mi sono già costituita parte civile. Nelle carte, attraverso il racconto della vittima, oggi 24enne, tutta la drammaticità della violenza. Il giovane sarebbe stato aggredito mentre dormiva dai 2 dalla cella accanto, che non sarebbero poi riusciti a completare il loro intento criminoso perché non sarebbero riusciti a sfilare i pantaloncini che la vittima indossava e che ha trattenuto addosso opponendo un'estrema resistenza. Fondamentale anche l'intervento di un altro detenuto che dapprima pensava che si trattasse di uno scherzo, ma presa consapevolezza della gravità di quanto stava accadendo ha cercato in tutti i modi di bloccare i 2. A Monreale è finito in manette un uomo accusato di avere picchiato la compagna. La donna è stata trasportata in ospedale con prognosi di 15 giorni. Per la vittima è stata attivata la procedura prevista dal Codice Rosso. Non vuole essere dimessa e scaglia una bottiglia di vetro contro un infermiere. Ennesima aggressione al personale sanitario. Non voleva essere dimessa e per tutta risposta ha scagliato una bottiglia contro un infermiere. L'ennesimo intollerabile episodio di violenza arriva dall'ospedale Garibaldi di Catania, dove una donna di 45 anni ha aggredito il personale sanitario presente in accettazione. Prima le urla, poi gli spintoni ed infine il lancio di una bottiglia di vetro che colpisce e ferisce il malcapitato infermiere. Per lui una prognosi di 10 giorni per un ematoma allo zigomo. Tuona il segretario catanese della CGIL, Carmelo De Caudo. La violenza non può e non deve mai essere tollerata. Chiediamo maggiore sicurezza nei luoghi di cura e il potenziamento del personale. Le manifestazioni aggressive non fanno altro che aumentare il livello di tensione cui tutti gli operatori sono sottoposti, afferma il direttore generale dell'ospedale Garibaldi Giuseppe Giammanco. E la questione non riguarda soltanto i sanitari. Chi si reca al pronto soccorso, ha detto, deve potersi sentire al sicuro. Armi, munizioni e droga. Scoperto un arsenale a San Cristoforo. I dettagli nel servizio di Emanuela Corsi. Un autentico arsenale è stato scoperto dalla polizia di Catania nel corso di una perquisizione effettuata nel quartiere di San Cristoforo. Arrestato un 40enne colto in flagranza di reato e accusato di detenzione illegale di armi da guerra e comune da sparo, nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 2 le perquisizioni in altrettanti immobili appartenenti all'uomo, dove era possibile reperire armi e droga. Durante i controlli sono stati trovati e sequestrati 2 panetti di cocaina del peso di 2,3 kg e un borsone di armi con pistole, mitragliatrici, Kalashnikov e relativo munizionamento diversificato in scatole. Ulteriori controlli hanno portato al rinvenimento di altri 7 panetti di droga del peso complessivo di 8 kg e 9 kg di eroina, quest'ultima già suddivisa in diversi involucri. Dopo le formalità di rito, il 40enne è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza. Beni per 1.300.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania a Giuseppe Scarvaglieri e a Salvatore Calcagno, ritenuti elementi di spicco del clan Scalisi, articolazione territoriale di Adrano legato alla cosca dei Laudani. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della Procura di Catania. Il sequestro ha riguardato 6 fabbricati, un terreno, 3 vetture, una moto, una ditta per il trasporto e vari rapporti finanziari.
Sequestrato, bloccato, colpito con calci e pugni e rapinato di 800 euro di un telefonino da una banda di vendicatori convinti per errore che fosse l'autore della rapina da 1.000 euro subita poco prima da un pensionato a Belpasso. È la ricostruzione dei carabinieri che hanno arrestato i 4. Il raid sarebbe scaturito quando dell'episodio avvenuto il 27 marzo scorso viene a sapere anche un loro conoscente, tale Pippo di San Pietro Clarenza, che avrebbe reagito affermando che queste cose a Belpasso non devono succedere. All'insaputa della vittima e dei suoi figli avrebbe ideato di dare questa lezione punitiva al presunto bandito, individuando però la persona sbagliata, un uomo che si aggirava con fare sospetto perché era lì per incontrare una donna sposata. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per parlare di emergenza abitativa a Catania. Parliamo di emergenza abitativa a Catania. CGIL e Sunia lanciano l'allarme sui vari intoppi che rischiano di far perdere fondi importanti per la città. Simona Mazzone. L'idea è quella di cambiare il volto della città, soprattutto i quartieri e le periferie più fragili, con i fondi destinati a Catania da PNRR, POM Metro Plus, Decreto Caivano e Fondo Urbano Agenda. Si tratta di circa 560 milioni di euro e nonostante la mole straordinaria di risorse pubbliche, il territorio etneo rischia di perdere una storica occasione di riscatto. E questo l'allarme lanciato da CGIL e Sunia. Abbiamo in questo momento voluto porre l'attenzione su una serie di fondi, non soltanto sul PNRR ma anche sul POM Metro Plus, che prevede tutta una serie di servizi anche molto innovativi per le persone più fragili. Ci sono milioni di euro già stanziati per combattere povertà, marginalità e emergenza abitativa, che al momento sono inutilizzati a causa di burocrazia e lenta amministrazione e perché ancora, dicono i sindacati, mancano i cronoprogrammi, tanto che alla scadenza del primo step, quello dei fondi PNRR di marzo del 2026, molte opere potrebbero non essere avviate e quindi completate. La verità è che si sono recuperati soltanto 64 alloggi per ora che sono ancora in costruzione per dare risposte alle famiglie che da anni aspettano di avere l'alloggio popolare. Sono stati approvati 9 progetti da oltre 7 milioni di euro, alcuni riguardano l'autonomia dei disabili, l'housing first, la stazione di posta per i senza dimora e i servizi per gli anziani non autosufficienti, ma che in questo caso sono stati bloccati a causa della mancata ristrutturazione degli immobili individuati. E siamo agli spettacoli. Il 27 aprile il tour di Lello Analfino fa tappa a Catania. Sarà un viaggio tra le canzoni dei Tintoria e l'occasione per presentare il nuovo singolo. Roberta Lunghi. Il concerto del Lello Analfino e dell'Atti Orchestra sarà un'esplosione di festa, di musica e di balli. Parola di Lello Analfino, anima profonda, rivoluzionaria e istrionica. Arriva al MA di Catania il live di Lello and the Orchestra il 27 aprile, forte dei sold out in tutta Italia. Ripercorreremo i grandi successi dei Tintoria, perché con me suonano anche pezzi dei Tintoria importanti, da Domenico Cacciatore, Lino Costa, Mario Basile, ma in più c'è l'innesto di tanti musicisti nuovi, musicisti straordinari, i fiati, le percussioni. Il palcoscenico, la sua casa e la sua dimensione. Lello Analfino sa trascinare, ma anche incantare con brani che hanno lasciato un segno. Metti nell'occhio tuoi rustiggi, che luce non mezze capigi. Una festa e la magia di canzoni senza tempo, dunque, ma anche, come sempre, lo spunto per denunciare e riflettere, grazie alle canzoni di quest'uomo libero che nel nuovo singolo Testa e Cuore denuncia un sistema che continua a giocare con la pelle della gente in un intreccio di memoria, storia e disillusione che stanno dentro l'immagine di un Lello novello pupo siciliano che si spoglia delle armature e attraversa idealmente il tempo in un mondo che si beffa dei concetti di libertà, egalité, fraternità. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva.
Siamo al calcio, 5 partite in 16 giorni per il Palermo. La gara contro il Catanzaro, inizialmente in programma per sabato, è stata posticipata di 24 ore, verrà quindi giocata domenica alle 15. Marco Gullà. Tour de Force è quello che si prepara ad affrontare il Palermo. Il calendario dei rosanero ha infatti subito una svolta importante a causa dei rinvii delle gare contro la Carrarese per la scomparsa di Papa Francesco e contro il Catanzaro. I siciliani si preparano ad affrontare un vero e proprio Tour de Force a partire da domenica 27 aprile, data in cui è stata riprogrammata la sfida con il Catanzaro, che si giocherà alle 15 al Ceravolo. Il giorno successivo ci sarà la ripresa degli allenamenti, con appena 3 giorni a disposizione per preparare la gara casalinga contro il Subtirol, in programma giovedì 1 maggio al Barbera. Appena 72 ore più tardi, domenica 4 maggio, il Palermo sarà di nuovo in campo, stavolta in trasferta contro il Cesena. La stagione regolare si chiuderà infine con 2 partite casalinghe, la prima contro il Frosinone, anticipo della 37esima giornata, fissato per venerdì 9 maggio alle 20:30, la seconda contro la Carrarese, in programma per martedì 13 maggio con orario ancora da definire. 5 partite in 16 giorni, 5 partite in cui il Palermo dovrà spingere al massimo per arrivare nei play-off e poi giocarsi la Serie A tramite gli spareggi promozione. Le squadre siciliane modificano, seppur di poco, il loro programma dopo la decisione di posticipare a domenica la giornata per rispettare il lutto in occasione dei funerali del Papa. Obiettivi importanti da centrare per tutte le isolane. Marco Carli. Un giorno in più di preparazione, anche inevitabilmente un giorno in più di attesa per le squadre siciliane e per tutto il girone C della Serie C. Lo sport sabato si ferma in segno di rispetto in occasione dei funerali di Papa Francesco e dunque tutte le partite dell'ultima giornata, che si devono giocare in contemporanea, sono state spostate domenica alle ore 20. Ribalta serale per il girone C con Potenza Catania, che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Telecolor. Toscano studia tutte le alternative possibili partendo da un sistema di gioco collaudato, ma contemplando anche la possibilità di un attacco con più riferimenti, 2 sugli esterni e 2 davanti, che possa dare maggiore possibilità di impiego ai tanti attaccanti e trequartisti. Intanto, con l'assenza di Quaini per squalifica, a centrocampo si va verso la coppia di Tacchio e De Rose. Guglielmotti sarà il prossimo giocatore pronto a dare il suo contributo, soprattutto dai play-off. Il Trapani, senza Silvestri e Toscano, entrambi appiedati dal giudice sportivo, attende la Casertana, impegnata nella lotta play-out con il Messina. I Granata devono per forza vincere per sperare nei play-off. Benedetti dovrebbe prendere il posto di Silvestri, mentre Saber o Segberg dovrebbero rilevare Toscano. Il Messina, in attesa, nell'ansia giustificata da parte dei tifosi di conoscere il destino societario e il suo futuro, guarda al prossimo obiettivo. Con la Juve Next Gen, che sta facendo benissimo, una vittoria varrebbe la certezza matematica di disputare i play-out. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. L'informazione torna come sempre alle 14. A tutti una buona giornata.